Bentrovati amici sul canale YouTube TVBN Nino Barone. Anche oggi per la rubrica Siciliano Doc abbiamo un ospite davvero speciale, Francesco Savalli. Prima di sentire direttamente l'autore, il poeta, la sua voce, volevo comunicarvi qualche tratto biografico del poeta Francesco Savalli. È nato a Castellammare del Golfo nel 1926, badate bene, ha 92 anni, e risiede a Bruga, che è una piccola località, una frazione di Buseto Palizzolo nell'entroterra, diciamo, trapanese. Nel 1955 ha sposato Maria Guitta, dalla cui unione sono nati Michele, Giuseppa e Antonina. Nella vita ha esercitato diversi lavori, ha lavorato la campagna, ha lavorato per le ditte private, per poi impiegarsi definitivamente nelle ferrovie di Stato. È andato in pensione all'età di 62 anni, badate bene, e sono 30 anni che il poeta Francesco Savalli è in pensione. Scopriremo da lui in tutto questo periodo come è stato un attimino aiutato nella poesia. È un poeta che predilige la rima e in particolare la poesia in lingua siciliana. La sua è una poesia semplice, lineare e di facile comprensione. Il poeta nelle sue opere si sofferma sulla vita di tutti i giorni. Ecco, un viaggio orizzontale che il poeta fa attraverso la sua poesia. Si sofferma molto sul terrorismo, le guerre che stanno sconvolgendo il mondo, e perciò esorta tutti i capi di governo, in particolare i grandi della terra che hanno il potere di reggere le sorti di questo pianeta, a prodigarsi affinché si possa porre fine a tutti questi massacri giornalieri. Il poeta ha partecipato a diversi concorsi e raduni poetici, riscuotendo sempre lusinghieri riconoscimenti. Ma sentiamo la voce del poeta Savalli, ciò che ha da dirci. Io partirei subito con una domanda che interessa un po' tutti, non solo i poeti. Francesco, qual è il segreto della tua longevità? A dire la verità, io faccio del mio meglio per curarmi, ma la base principale mia l'attribuisco alla dieta. Io tutti i giorni faccio colazione con la verdura, cicoria, tutto quello che è verdura, va bene? Poi mi limito nel mangiare, praticamente quanto riguarda pane specialmente, attorno a 100 grammi di pane al giorno, un piatto di pasta a mezzogiorno è quello che c'è. Tutto questo è quello che posso fare io. Poi non dipende da me, dipende dall'alto praticamente. Dio sa quello che deve fare. Bellissimo, questo della dieta è veramente un segreto. È un segreto che poi tanto segreto non è, che è più che altro un consiglio che il poeta Savalli in questo momento lancia a tutti quanti. Molto importante per una vita sana è essenzialmente ciò che noi mangiamo. Francesco, questo periodo abbastanza lungo del tuo pensionamento, perché sei in pensione da 30 anni, quando è stato importante per la poesia, per la tua poesia? Comunque per me il tempo libero. Il tempo libero è stata la cosa più essenziale, perché avendo più tempo praticamente ho dedicato tutto il tempo libero a scrivere delle poesie. E per non fare la fine di alcuni poeti che non hanno scritto niente, ho pensato di dare alle stampe tutti i miei modesti componimenti. Il poeta Savalli, mi piace ricordare a tutti, ha già pubblicato 3 libri. Il primo libro, che peraltro è stato pure premiato in diversi concorsi, è Cori di Siciliano. Ecco, questa è la sua prima pubblicazione. Poi una successiva dal titolo Sulami, eccola qui, e l'ultima fatica letteraria del poeta Francesco Savalli è Miscellanea. Questo qua che, come vedete, edito sempre dall'instancabile
associazione io ho. Questi sono i 3 libri che il poeta Savalli come dire, ha pubblicato nel corso di tutti questi anni. Non mi resta che chiedere al poeta Francesco Savalli di leggerci finalmente una sua poesia per appunto farci assaporare i suoi versi, una poesia che ci leggerai dedicata alla nostra Sicilia. Vai Francesco. Sicilia mia, Sicilia bella mia terra d'amore, tu con le tue bellezze fai incantare. Sto bene che ne dette lo Signore, si incanta così bene che ti viene a visitare. Donne si piglia, cellatore, delle giardina e pure dello mare, Sicilia che mi dà stelle Natale, con te ho passato bene e male. Con te la mia vita ho passato, non mai voluto mai allontanare. E lo turista che ti ha visitato ci vuole nuovamente ritornare. Delle tesore tue resta incantato, che mentre campa non se le può scordare. Restano tutte incantate di Tia, perché sei bella assai, Sicilia mia. Bellissima, bellissima, complimenti Francesco Savalli. E da questi versi dedicati alla Sicilia avete capito che il poeta Francesco Savalli vive la poesia a 360 gradi e si colloca essenzialmente nel filone della poesia popolare siciliana. Attualmente è uno dei poeti più anziani ma ancora in attività. Francesco, so che sei, perché ho letto alcune tue poesie, sei molto legato alla tua famiglia. Quanto è importante per te l'affetto dei tuoi familiari? Sinceramente per me la famiglia è tutto, è tutto. La moglie, i figli, i nipoti e i pronipoti, perché ho pure due pronipoti. Per me è la vita. Parlando di famiglia, non possiamo che invitare il poeta Francesco Savalli a leggerci una poesia che ha proprio dedicato ai suoi nipoti, li me nipoti. Prego Francesco. Le mie nipute, che grande gioia sono le nipute quando che c'è l'amore e il rispetto, anche se spesso non siamo capute per la diversità dello dialetto. L'interessante è avere la salute, amore, dignità col cuore in petto, anche se ci sono momenti brutti, dal mio cuore voglio bene a tutte. Le mie nipute sono tutte belle, di ricchioniche fino a che de grandi, ce n'è mature, ce n'è picciottelle, e tutte sulla gioia delle nanne. Me le disazze tutte vicinette, mentre sono sparpagliate a tutte banne, prego lo nostro Dio Padre Divino, queste nipute villa più vicino. Tutta la colpa la dugna la sorte, va vire ste nipute troppo a rasso. Lo pensiero per chi è troppo forte, se l'avessi vicino fosse spazio. Finissero per me le cose storte, lontano di te buono non me la passo. La vita mia fosse assai contente, sapesse le nipute che presente. Francesco Savalli, abbiamo parlato un po' dell'affetto della famiglia. So che tu hai trattato nelle tue poesie anche un altro aspetto, diciamo, della famiglia, l'amore per la propria donna. Quanto è importante per te l'amore di tua moglie a 92 anni? Forse è più importante di quando ero giovane, è più importante perché praticamente i figli tutti sposati viviamo quasi sole e di conseguenza c'è molto affiatamento. E ho dedicato una piccola poesia per dire il rispetto che c'è fra marito e moglie. Prego, sentiamo la poesia. Quando ti conoscevi Nicaredda, quasi che era ancora picciridda, nasciste e diventaste picciottedda, e dallo cuore mio nascì una stidda. Danno della prima vasatedda, vampavo tutta una volta una faida, e ora che si giunta vecchiaredda, tu sei la vita mia, sei sempre chidda.
Tu sì la vita mia, si sempre chidda, ecco, un amore ancora profondo nonostante diciamo un sacco di anni di vita insieme. Il poeta Francesco Savalli ha tanto da insegnare. Francesco, nel corso della tua vita sicuramente hai conosciuto tantissimi poeti, ma ce n'è uno che ricordi particolarmente? Una domanda un po' difficile di dare la risposta esatta, perché di poeti ne ho conosciuti abbastanza, a parte che Bruca è stata una terra di poeti. Non voglio nominare, ma minimo c'erano più di 10 poeti a Bruca. E qualche gruppo di famiglie ce n'era 3-4, vabbè, indipendentemente di questo. Dopo che mi sono inserito nel mondo della poesia, poeti ne ho conosciuti abbastanza, tutti di un valore alto, di un alto valore poetico e sociale. Ma quello che sinceramente, cosa dire? Ti ha colpito Che mi particolarmente? ha colpito di più e che è stato per me quasi un maestro, va bene, e un collaboratore per tutte queste mie pubblicazioni è Alberto Crescenti. Alberto Crescenti, ancora come vedete il nome di Alberto Crescenti è sempre, come dire, nella bocca di tutti i poeti, perché Alberto ha questa grande dote di essere un po' un mecenate, una persona che ha sempre valorizzato chiunque abbia ovviamente la stoffa del poeta. Lui lo ha sempre e continua a farlo anche con i poeti in erba attuali, ad aiutare e a come dire, indirizzarli, a fargli spiccare il volo verso appunto la poesia quella che conta. Vi do una comunicazione che il poeta Francesco Savalli presenterà questa sua ultima fatica letteraria dal titolo Miscellanea, edito dall'associazione Io, giorno 11 di novembre presso la sede della Prologo a Buseto Palizzolo. Non mancate, perché sarà davvero un evento in cui si celebrerà il poeta Francesco Savalli, ma anche la poesia popolare in genere. Prima di concedarci dal poeta Francesco Savalli, volevo che Francesco desse qualche consiglio utile ai poeti più giovani, ma anche a quelli meno giovani. Il consiglio che posso dare e che do sinceramente con tutto il cuore a tutti quelli che si dedicano alla poesia, poeti praticamente, anziani e giovani principalmente, di continuare a scrivere, a creare e non fare perdere la poesia. Un'altra cosa, questo è un mio pensiero, il poeta non muore quando lascia qualcosa scritto. Parlo per esperienza, ho conosciuto poeti che non hanno scritto niente, non hanno lasciato scritto niente, non se ne parla mai di questi poeti. Sono d'accordo. E questo è quello che spero che i giovani, specialmente i giovani, continuino a creare. Grazie Francesco Savalli, questo è un consiglio che faccio anche mio, ma che spesso do a tutti gli autori che si accingono a fare poesia, e il mio consiglio è sempre stato quello di invitarli eventualmente, quando si sentono più sicuri della propria arte, a pubblicare, a lasciare traccia di sé. Un libro è comunque una traccia di sé che si lascia, anche se il libro non lo leggerà nessuno oggi, ma fra 100 anni non sappiamo quello che potrà succedere. Grazie Francesco Savalli, grazie a voi per l'ascolto, ci ritroviamo mercoledì prossimo per un'altra puntata di Siciliano Doc con un altro autore. Prego Francesco. Voglio ringraziare a tutti coloro che hanno collaborato con me per la pubblicazione di queste mie modeste composizioni. Grazie ancora a tutti. Grazie a te.